Antonio Danesin, presidente carrozziere Confartigianato Imprese Veneto, è un convegno importante per fare il punto della situazione. Sì, certo, cerchiamo di partire appunto facendo queste azioni sul territorio per stare vicino ai nostri soci, colleghi e soprattutto per informare su come possiamo difenderci dallo strapotere delle compagnie. Ci si difende essendo informati e il compito principale di questo convegno è proprio quello di informare. Sì, perché essere informati significa anche sapersi difendere e quando uno si sa difendere riesce a stare nel mercato in modo più sereno. Un mercato sempre più complicato con margini sempre ridotti. Sì, purtroppo sì, perché i costi e le incombenze alla categoria adesso poi avevano eliminato il Sistri, adesso arriva Reintri e sono sempre tutte incombenze che cadono sulle nostre aziende come fossimo la Fiat, anche se siamo piccole aziende, in realtà abbiamo le stesse, siamo trattati come fossimo chissà che cosa. Ci vuole una persona che lavora e 2 impiegati in ufficio e questo non va bene. Non è la Fiat, ma tante piccole imprese che possono diventare più grandi della Fiat se sono uniti sotto l'egida di Confartigianato. Sì, soprattutto perché a noi i soldi li prendono, non li danno come li danno alla Fiat e questo è una questione che è una nota dolente, a noi li prendono per darli a loro, poi loro ovviamente sono in crisi e vanno aiutati certamente e noi invece quando siamo in crisi chi ci aiuta? Allora, grazie ad Antonio Danesin, presidente carrozziere Confartigianato Imprese Veneto. Grazie a voi.